effettivamente si è visto questo marcare discontinuità, quasi una virata. Esatto, leggendo però comunque tutte le opinioni possibili ed immaginabili, mi è sembrato un papa, perlomeno per quello che ha fatto in passato, perché poi dopo, una volta preso il potere, chi lo sa come Esatto. andrà. Sembra un papa più istituzionale rispetto al precedente, per quanto riguarda la comunicazione, per quanto riguarda anche il rispetto delle istituzioni ecclesiastiche, ma per quanto riguarda ovviamente alcuni pensieri per quanto riguarda la cura del prossimo e l'amore che veniva citato più volte, è normale che sia invece in continuità con Bergoglio, anche per il suo passato in Sud America. È normalissimo, anche perché avrà conosciuto, facendo il missionario in quelle zone, la povertà, ma quella che purtroppo è il Sud America, una povertà estrema. Tra l'altro rimane comunque un papa del continente americano, e quindi di un continente con tantissimi fedeli e tantissimi possibili nuovi fedeli per la Chiesa cattolica. Assolutamente sì. E Matteo, poi noi l'abbiamo anche detto prima, no? Che in questo mondo invece del MAGA, del Make America Great Again, la base di Trump, le reazioni sono state contrastanti, no? Per l'elezione del 14esimo, Sì. qualcuno ha sostenuto che questa base si sarebbe addirittura staccata. Abbiamo sentito Steve Bannon, no? Che ha dichiarato la peggior scelta per noi MAGA. Forse Bannon è stato molto drastico nel giudizio, invece Trump molto diplomaticamente si è voluto subito congratulare con lui, e probabilmente Bannon si sta già sbagliando, come ha ricordato, ha presentato oggi Cerno sul Tempo con il suo Chernobyl. Io infatti, innanzitutto concordo con la linea più moderata, ovviamente, in questo caso il presidente Trump, anche perché si parla di un altro capo di Stato che viene eletto. Non è che a meno che non vi siano divergenze totalmente opposte, una situazione insanabile, difficile, che Donald Trump irrompa sui social e scriva che un suo compatriota sia la scelta peggiore possibile. Poi, secondo me, invece, gli altri esponenti del MAGA forse danno troppa importanza al proprio movimento, che magari pensavano addirittura di poter spostare totalmente ogni possibile decisione a livello internazionale. Per questo magari ne rimangono stupiti. Poi gli americani, come sappiamo, molte volte si fanno prendere dagli eccessi. Magari se una persona è più attenta al prossimo, magari vorrebbe magari uno Stato che non lascia l'ultimo da solo, per gli americani è un comunista. Cioè non ci sono le varie scale, le varie misure. O sei X o sei Y, fine. Assolutamente sì. Quindi il fatto che abbiano risposto in quel modo non mi preoccupa, ecco, non mi preoccupa. L'importante sarà sempre quello che farà il presidente, e dato che mi sembra, ripeto, un papa più istituzionale, mi sembra più moderato anche nei discorsi, a meno che non venga fuori chissà che scandalo ulteriore, oltre a quelli che hanno cercato ovviamente i giornali americani subito per monetizzare sul papa, di tirare fuori. Non mi sembra che il presidente Trump sarà avverso a questo papa. Si spera soprattutto. Esatto, si cercherà comunque un terreno comune di dialogo e di collaborazione. E invece noi non l'abbiamo citata prima, no? E chiedo a te ovviamente di commentarla assieme. La prima pagina di Repubblica di oggi, il manifesto del Papa, Leone XIV nella sua prima omelia, Gesù spesso ridotto a superuomo, ma subito balza all'occhio l'editoriale di Giannini, Prevost e Trump, il dogma al contrario. Lui qua prima esordisce dicendo oddio, con l'elezione di un papa americano, e cos'è il papa nordamericano, sembra quasi che adesso il dogma dell'America First che aleggia sul mondo si sia impossessato pure addirittura della Cappella Sistina. Se non suonasse blasfemo, verrebbe da dire che alla fine anche lo Spirito Santo si è conformato al dogma dell'America First che aleggia sul mondo. Però poi nella conclusione, e vi ci porto a pagina 23, perché poi Repubblica non avevamo fatti in tempo, no, ad analizzarla, almeno questa
prima parte, lui conclude dicendo che alla fine viene fuori una netta contrapposizione tra questo pontefice, quello che incarna, potrebbe incarnare, e invece Trump e insomma il mondo di autocrati. E dice che probabilmente è anche profetico, perché lui spiega: se nel 2005 un papa tedesco si schierò contro il jihadismo e il relativismo, nel 2013 un papa argentino si è caricato sulle spalle la croce dei poveri della terra schiantati dal capitalismo globale, oggi, questo nelle conclusioni Giannini oggi, scrive: oggi al papa americano tocca, assiso sul trono pietrino, di fronte un suo connazionale, cioè Trump, che si spartisce il mondo a tavolino insieme all'autocrate Putin, o che vuole trasformare Gaza insanguinata nella Miami del Medio Oriente, che fa restare gli studenti in piazza e i giudici nelle aule delle corti federali. Insomma, chiedo a te, Matteo, c'è sempre il solito errore metodologico di voler poi tirare per la giacchetta, no? Caricare di Sì, significati esatto. ovviamente queste figure, o perché non so, pensiamo ecco, che in buona fede Giannini faccia questo tipo, perché speri in una contrapposizione Ma politica, vuole un papa antagonista su questi temi, no, con Trump. allora, in generale, quelli di una certa parte politica vogliono sempre che ci sia contrapposizione contro Donald Trump, anche quando ci si occupa di tutt'altre questioni, ma pensa il caro Giannini che Obama non si spartisse il mondo con noi dell'Unione Europea quando eravamo a invadere l'Afghanistan per caso? No, Giannini ci dovrebbe spiegare se il presidente Biden non spartisse con noi il mondo quando faceva giustamente o meno continuava le operazioni militari in Afghanistan per poi dopo arrivare a quella fuga precipitosa, oppure quando continuava ad attaccare lo Yemen, quando lo stesso presidente Biden e gli stessi presidenti Obama non risolvevano la questione in Medio Oriente, che poi si è infuocata ancora di più. Ricordiamo che Obama ha avuto un mandato di 8 anni di fila, quindi non è come quello di Donald Trump, che comunque è stato diviso da 4 anni di Joe Biden. Chiediamo anche a Giannini se invece i soldi che mandava Obama a Israele fossero più puliti rispetto a quelli che manda Donald Trump. Chiediamo anche quelli che ha mandato Joe Biden a Israele, magari semplicemente, tra virgolette, semplicemente si parla di un alleato nella zona e quindi si cerca di tenerselo buono fino alla fine, anche perché gli Stati Uniti sono alleati da sempre anche con l'Arabia Saudita. A parte qualche articolo sul povero giornalista ucciso, non mi pare che siano usciti tanti articoli in contrasto con Israele e contro gli altri autocrati della zona, invece, che sono comunque amici o possibili amici degli Stati Uniti ed europei. Quindi parliamo di un Giannini che secondo me fa una semplificazione che piace tanto agli analisti politici moderni, che cercano sempre più di volgere la situazione a proprio vantaggio, cercare il contrasto fra personalità, come se fosse un reality show, piuttosto che sedersi al tavolo e discutere tranquillamente. Ecco, esatto, e sarà probabilmente un papa di pastore, un papa dedicato al servizio. Noi volevamo occuparcene qua prima, ma come al solito il tempo è stato tiranno, passando alla Stampa, alla prima pagina del quotidiano torinese, con l'intervista anticipata proprio in prima pagina, l'intervista al Cardinal Dolan: Leone saprà dialogare con Trump. Allora chiedo a te in questi ultimi secondi finali di commentare questo passaggio, perché proprio gli viene rivolta la domanda sulla geopolitica. Viene chiesto: ma la sua nomina è stata anche geopolitica, facendo ovviamente il confronto, instaurando questo parallelismo invece con l'elezione di Giovanni Paolo II, che invece servì ad attaccare l'egemonia comunista. Il contesto delle relazioni internazionali può aver influito su questa scelta, ma oggi non vedo nulla di simile, risponde Dolan. Il nuovo Papa è stato eletto perché è un uomo di Dio, un costruttore di ponti. Allora
chiedo a te Matteo, abbiamo questa speranza che magari con Trump riesca a costruire il ponte per la pace, no? Finalmente nella guerra Sì, tra Ucraina e Russia, ma tu come hai visto però le reazioni e come i media americani stanno trattando un po' il comportamento di Putin? Perché poi abbiamo visto, ha fatto quasi spazientire Trump con quella dichiarazione, magari una delle sue provocazioni per stanare Putin, quando ha detto, beh, se dall'altra parte non arriva una risposta, io a questo punto lascio perdere la trattativa. ti dico in chiusura, secondo me sarà un papa utile a a capire anche meglio quello che succede, diciamo, nel continente a stelle e strisce, che ricordiamo è comunque a maggioranza protestante. Non è che adesso, perché c'è il papa statunitense, parliamo di uno Stato cattolico. È importante, più che altro in questo caso, secondo me, più che la sua provenienza, quello che si spera, sembra voglia fare poi da papa, una volta papa, sarà importante anche come userà il suo ruolo non solo di pastore della Chiesa, ma guardando proprio solamente l'aspetto, diciamo, politico, anche da capo di Stato. Se avrà un ruolo diverso rispetto a Bergoglio su questo senso, se utilizzerà solamente discorsi di pace o se attivamente proverà a promuoverli, come ha fatto anche in piccola parte Bergoglio, cercando i colloqui con i vari capi di Stato. Questo secondo me sarà una mossa importante. Molti parlano della disparità Donald Trump-Papa. Penso che il Papa sopravviverà, mi auguro che sopravviverà ai 4 anni di mandato di Donald Trump, quindi più che basarsi su quello che farà il presidente Trump e il successore del presidente Trump, nel caso sia un buon mandato, quindi si spera J.D. Vance nel caso. Noi dobbiamo augurarci semplicemente che sia un buon capo di Stato per la città del Vaticano e un ottimo Papa per tutti i credenti. Assolutamente sì, e quindi evitando di tirare appunto per la giacchetta per la tonaca, come Esatto. abbiamo ribadito, no, oggi. Grazie, Esatto. grazie ancora Matteo, grazie sempre per la tua disponibilità, per Grazie la a tua te, Piera. esaustività e veramente a questo punto ti ascolteremo, no, come sempre, lunedì, per te la ridò io l'America. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie ancora a te Matteo, grazie a te Natalia per questa prima diretta assieme e allora ovviamente buona continuazione su Radio Libertà, buona continuazione per questo weekend. Avete ascoltato